Are you ready for the rough? Buongiorno Tropicani e benvenuti a questo terzo gameplay di Tropico 3 Absolute Power. Continuiamo la partita che avevamo incominciato nei video precedenti. Allora, ci ritroviamo qui all'interno della nostra isola e vediamo che abbiamo le case popolari in costruzione e la caserma appena completata, però senza nessun lavoratore al suo interno. Aspettate che diminuiamo il volume perché è un po' sopra la norma. Perfetto. Allora, possiamo vedere che il nostro budget è negativo, quindi la Banca Nazionale ci sta prestando dei soldi in attesa del nostro risveglio economico. Intanto possiamo attendere la costruzione delle case per far aumentare quindi la felicità delle persone che vivono all'interno della nostra isola, perché è la cosa fondamentale. E inoltre possiamo attendere anche gli aiuti dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, che devono aiutarci a farci risvegliare, perché le nostre finanze sono in negativo. Comunque possiamo dare un'occhiata al nostro almanacco e vediamo un po'. La felicità media della popolazione è in aumento, perché come abbiamo visto stiamo soddisfando le richieste dei cittadini, anche costruendo la nostra chiesa, che è molto utile per risvegliare l'animo dei religiosi che erano contro le nostre aspettative. Possiamo anche osservare che nella nostra isola c'è presente un sito archeologico denominato Antiche Rovine, che noi possiamo renderlo un museo o un sito archeologico dove vende manufatti e contribuisce quindi alla rendita di profitti per la nostra piccola isola. Comunque possiamo vedere che la prima casa popolare è stata completata, stiamo aspettando la costruzione della seconda casa popolare. Una nave attraccata portando 2 nuovi immigrati a Tropico, perfetto, nuovi lavoratori per le nostre imprese. Come potete vedere ci è arrivata una nota. A Paz è stato... I traditori della nazione, i cosiddetti lealisti, chiedono la costruzione di un museo dedicato all'infanzia del presidente. Ma certo, bene, realizzatelo e apritelo, così potremo prendere i nomi di tutti i visitatori. E quando la rivoluzione avrà fatto il suo corso, noi presenteremo il conto. Dio è misericordioso, noi no. Come avete potuto sentire, il nostro accanito commentatore della radio ci ha appena inflitto una critica, ma noi ce ne infischiamo. E comunque abbiamo ricevuto un avviso di uragano, infatti lo potete vedere che è molto brutto il tempo all'interno di quest'isola, provocherà sicuramente qualche danno. Comunque ci è arrivata una nota da parte dei lealisti, i quali ci hanno richiesto una costruzione del museo della nostra infanzia per incrementare il potere della nostra autorità, ma anche il potere della fazione Ultime lealista. notizie. Se non l'avete notato, un gigantesco tornado si è abbattuto su Tropico lasciando una scia di distruzione. Tra le altre notizie, alcune persone sono state viste con calderoni di pece e piume in tutta l'isola alla ricerca dei meteorologi locali. Pare che i tecnici della stazione meteo fossero andati fuori a bere. Ecco perché non hanno potuto dare l'allarme il giorno prima del disastro. Eccoci. Perfetto, come potete vedere l'uragano ha distrutto diversi edifici, infatti all'interno di questo gioco sono presenti delle catastrofi naturali. Come potete vedere siamo stati fortunati perché abbiamo ripreso il nostro amato denaro e anche ho potuto mostrarvi quindi questa nuova funzionalità del game. Comunque il nostro bar è andato distrutto, quindi il nostro presidente sarà in tensione, sarà molto agitato, quindi noi non lo vogliamo fare stare in tensione, quindi glielo ricostruiamo. E ha distrutto pure una fattoria, se non sbaglio. Quindi io direi di mettere qualcosa un po' diverso dal grano, perché abbiamo bisogno di profitto. Quindi credo di costruire una piantagione di caffè in modo da esportarlo. Abbiamo abbastanza soldi per soddisfare le richieste dei lealisti. Io direi di soddisfarli, perché poverini ci hanno inviato quella lettera. Dico di soddisfare le loro richieste. Quindi cerchiamo il nostro orfanotrofio, come hanno chiesto. Il museo dell'infanzia, quanto costa? $2000, va bene, possiamo spenderlo per i nostri lealisti cari. Vediamo, ecco, mettiamolo in costruzione, andiamo a vedere politica, lealisti, 50, va bene, possiamo anche migliorare, perfetto, abbiamo fatto bene.
Infatti, lealisti, nessun museo dell'infanzia. Perfetto. Ora un altro aspetto fondamentale è creare una scuola superiore per il rispetto degli intellettuali e anche per creare una propria indipendenza dall'estero all'interno di quest'isola. Comunque, attendiamo che vengano costruiti. Intanto mettiamo una priorità abbastanza alta all'interno del nostro museo dell'infanzia. Ecco, come potete vedere, i primi risultati, la felicità è aumentata di 1% e sono stati esportati 7.500 dollari in merci tropicane, quindi dovremmo a breve vedere i nostri profitti. Comunque possiamo vedere che ancora non c'è nessuno all'interno della nostra stazione di polizia, infatti a breve dovremo importarne qualcuno dall'estero oppure aspettare che la scuola superiore venga conclusa. Comunque intanto il nostro bilancio è sempre negativo, beh, agli inizi è sempre così perché non abbiamo... Buongiorno amici della grande rivoluzione, abbiamo ottenuto un importante risultato. Tutti gli uomini, le donne e i bambini di Tropico conoscono ormai il vero volto del presidente. Per dare al tiranno una falsa sensazione di sicurezza, poi, alcuni nostri compagni stanno mostrando profondo rispetto nei confronti di quel pagliaccio. Quando avrà abbassato la guardia, metteremo a segno il colpo finale contro il suo regime. Come potete vedere, questo commentatore ci vuole fare a pezzi, ma noi ce ne infischiamo delle sue critiche e cerchiamo di andare avanti. Comunque, come vi dicevo, agli inizi sempre il bilancio sarà negativo perché non potete giostrare le spese, gli incassi nel migliore dei modi. Io sono Betty Boom. Ancora? E anche oggi sono qui per parlarvi di verità e libertà. Per quanto io abbia già visto di tutto, l'impudenza del presidente riesce sempre a sorprendermi. A quanto pare, il tiranno ha deciso di creare un museo dedicato alla sua ridicola persona. Eccoci. Dubito che qualcuno, a parte i turisti yankee, possa trovare interessante una cosa del genere. Di sicuro, questi sono atteggiamenti che non appartengono alla nostra fazione. Perfetto, questa ci demoralizza ogni volta che apre bocca alla radio. Ma come ho detto, ce ne infischiamo perché abbiamo Juanito che ci sostiene, il nostro amato e caloroso sostenitore. E intanto attendiamo che le nostre merci arrivino col nuovo carico e quindi guadagneremo altri soldi, e attendiamo anche che la nostra scuola venga terminata. Come potete vedere, il nostro museo dell'infanzia è stato ultimato. Come potete vedere, possiamo applicare diverse attività, o gli altoparlanti, ovvero aumentiamo il rispetto dei visitatori, oppure il fondo pensionistico, e tutti i profitti finiscono sul conto svizzero. Mi sono dimenticato di dirvi che all'interno di questa partita più soldi riuscite ad accumulare all'interno del conto svizzero, più sarà il vostro punteggio alla fine della partita. Quindi più soldi riuscite a mettere da parte tramite questo... Aspettate, vediamo cosa è successo. Un folto gruppo ti ha scritto una lettera di fuoco inviata anche alla stampa internazionale denunciando le attività dell'industria mineraria, taglio del legname. Non guardarmi così, ho visto le foto degli attivisti e due di loro. Fino a quando arriveremo a miniera batteremo gli alberi, queste persone non saranno attente. Vabbè, il profitto è legato all'inquinamento, quindi cosa dobbiamo fare? Comunque vi dicevo, più soldi riuscite a mettere da parte all'interno del vostro conto in Svizzera, maggiore sarà il punteggio alla fine del game. Infatti potete migliorare il vostro conto in Svizzera o tramite questi orfanotrofi o anche tramite le banche che sono utili per migliorare questo conto in Svizzera. Comunque, visto che abbiamo recuperato il nostro bilancio economico, io direi di costruire una miniera e infischiarcene di quello che hanno detto i naturalisti. Una miniera di bauxite in modo da esportarlo. Come vedete ci sono anche le miniere che necessitano di un collegamento diretto con la strada. Perfetto. E la scuola è stata ultimata, abbiamo bisogno infatti di qualche maestro. 800 lo possiamo certamente ordinare dall'estero perché serve per esempio un primo impulso. Perfetto, intanto vediamo che la nave sta arrivando. Sono Betty Boom, la voce della verità. Sì. Come fate a non accorgervi dello sfruttamento delle risorse naturali? Come fate a non vedere che pochi ricchi stanno saccheggiando la terra, gli alberi, i giacimenti sotto la protezione del corrottissimo presidente? Presto arriverà la resa dei conti e gli ambientalisti ci mostreranno la via. Certo, questa qui si mette proprio a sparare critiche a raffica, cercando qualsiasi nostro punto debole, infatti ci demoralizza sempre di più.
Va bene, comunque, intanto cerchiamo di migliorare i nostri profitti tramite questa costruzione della miniera. Come potete vedere sono arrivati i maestri all'interno della scuola superiore, già abbiamo 4 studenti che ci vanno, quindi abbiamo 4 nuovi specialisti. Io direi di assumerne un altro, in modo che abbiamo più monete, in modo che abbiamo più studenti, scusate, all'interno della nostra città. L'orfanotrofio è ancora chiuso perché non ci sono lavoratori, ma appena questi 4 studenti prenderanno il diploma, allora si avvieranno certamente l'attività all'interno delle nostre attività che sono senza lavoratori. Comunque possiamo vedere che le nostre fattorie stanno producendo un profitto abbastanza consistente, come la fattoria di tabacco che ha un profitto di 3.427 dollari, che è praticamente una delle uniche che ci permette di andare avanti. Infatti nelle informazioni degli edifici, cliccandoci di sopra, potete vedere le risorse che ci sono al di sotto, il profitto e le uscite, che per ora si ritrovano a zero perché ancora è stata aperta da poco la miniera. Comunque vediamo qui nell'azienda di trasporto legname, io direi di aumentare un po' lo stipendio, così entrano all'interno della struttura più lavoratori. Comunque ci dicono che le cure inadatte hanno causato 3 morti, ma noi abbiamo i nostri 2 medici che stanno curando le persone tranquillamente tramite la medicina normale, che dopo la visita la frequenza con cui il paziente necessita di cure mediche si riduce del 20%. Possiamo anche mettere ostetrico, ma anche gerontologo. Il gerontologo aumenta la vita di ogni cittadino fino a un massimo di 5 anni, invece l'ostetrico la chance che la donna diventi madre aumenta del 50%. Abbiamo recuperato i nostri soldi, infatti ci ritroviamo con un bilancio sempre negativo, però un po' al di sotto di quello che trovavamo all'inizio. Quindi io direi di costruire qualcosa anche sempre per incrementare la nostra industria, e io direi di costruire un ranch in modo da ampliare la nostra capacità di esportazione dal lato dell'allevamento di bestiame. Mettiamolo in questo luogo che mi sembra più idoneo. Mettiamo anche un'altra fattoria, io direi di zucchero questa volta, anzi di tabacco. Continuiamo col tabacco perché voglio aprire diverse industrie di sigari. Nei prossimi video vi farò vedere, perché in questo non riuscirò a illustrarvi tutto ciò che c'è all'interno. Comunque possiamo vedere che sono stati spostati 6.921 dollari di merce, e come vedete stiamo andando bene, ci stiamo riprendendo pian piano, e ogni edificio, come potete vedere, ha un ampliamento che si può effettuare a secondo dei soldi che abbiamo all'interno delle nostre casse, e migliora I militaristi temono che il numero di soldati e generali di stanza sull'isola sia insufficiente per difendere la nazione. Se avete sempre pensato di arruolarvi nell'esercito, questo è il momento giusto per farsi avanti. Zio Pedro vi chiama. Perfetto, come vi dicevo, all'interno delle miniere, degli edifici speciali, possiamo vedere che vi sono degli ampliamenti come il distruttore, il separatore, eccetera, che aumentano la capacità di estrazione, eccetera. Ultime notizie. La democrazia bussa alla porta del presidente, con il popolo di Tropico che chiede libere elezioni nel prossimo anno. Sarà questa la fine della tirannia del presidente? Che la voce della gente risuoni forte e chiara. Noi non falliremo. Adelante, compañeros! Come potete vedere, l'esercito, la fazione dei militaristi ci richiede una base militare, ovvero un maggior numero di militari all'interno della nostra piccola isola, e noi non vogliamo deluderli. Infatti la posizioniamo direttamente qui perché abbiamo la disponibilità economica. Infatti costa ben quasi 10.000 dollari, ma è fondamentale per ottenere il loro rispetto, e nei prossimi anni quindi ci saranno le elezioni che vi illustrerò nel video che posterò successivamente. Comunque questa terza parte del video è finita, spero che vi sia piaciuta, e spero di continuare nel prossimo video. Scusate. Qui è tutto, Edward Van Helgen, ciao a tutti.